Tante le iniziative sulla legalità in vista della giornata del 21 marzo dedicata alle vittime innocenti di mafie. Notte di fuoco durante la festa di San Giuseppe a Palermo. La Guardia di Finanza di Caltanissetta scopre 11 evasori totali con un'evasione di oltre 1,5 milioni di euro. Venditore ambulante abusivo scoperto alla Valle dei Templi di Agrigento dai vigili urbani. Al via la demolizione del viadotto a Maddalusa da parte dell'ANAS. Mare Amico lo aveva già chiesto nel 2018. Michele Termini, ex sindaco di Campobello di Licata, chiede l'immediato ritiro dei conguagli sui consumi stimati dell'azienda idrica agrigentina AICA. Il presidente dell'ordine Rino Lamendola smentisce ogni sua probabile candidatura a sindaco di Agrigento. Interrogazione parlamentare dell'onorevole Ismaele Lavardera sulla gestione del parco archeologico di Agrigento. Si svolgerà il prossimo 28 marzo la rappresentazione Passio Cristi a Ioppolo Giancazio in vista della Santa Pasqua. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi venerdì 20 marzo. Memoria e legalità è stato questo il tema del convegno che si è svolto oggi all'Istituto Gallo Sciascia in collaborazione con l'Archivio di Stato di Agrigento in vista della giornata di domani 21 marzo, giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Noi abbiamo seguito l'evento. Quanto è importante questa giornata per dialogare con i ragazzi e portare loro delle testimonianze? È sicuramente una giornata importantissima perché diciamo, dando continuità al progetto voluto dall'Archivio di Stato per celebrare la Repubblica Italiana che si concluderà fra l'altro a giugno, oggi i nostri ragazzi sono protagonisti di un lavoro di ricerca, di un lavoro di rielaborazione, di riflessione sulle vittime innocenti della mafia. L'obiettivo è sempre quello, far conoscere la storia ai ragazzi, farla conoscere dai documenti, dalle fonti per non dimenticare ma per mantenerla sempre viva, quindi un ruolo, una valenza educativa importantissima. Oggi ringrazio l'Archivio di Stato, le autorità presenti, il prefetto perché e soprattutto anche la signora Gebbia che è la sorella di una vittima di mafia di Porto Empedocle perché con queste testimonianze forti, con questi interventi significativi sicuramente i ragazzi non solo rimarranno colpiti ma hanno modo di riflettere e approfondire tematiche che purtroppo sono ancora attuali ma devono essere assolutamente lottate e debellate. L'Archivio di Stato è impegnato in questa iniziativa promotrice per le giornate della legalità. In questa giornata l'Archivio di Stato propone una tappa importante del progetto già avviato nel novembre del 2025, Ogni banco alla sua storia, legato alle memorie scolastiche. In questa giornata ricorderemo ancora una volta il valore dell'educazione e della formazione, soprattutto nel settore della legalità, attraverso un percorso storico di recupero delle fonti archivistiche che riguardano i primi fenomeni di stampo mafioso e soprattutto con il ricordo di quelle che sono state le vittime innocenti della mafia del nostro territorio. Insieme agli autorevoli interventi della giornata, questa giornata ha anche un'importante testimonianza che è quella della dottoressa Leonarda Gebbia, sorella di Filippo Gebbia, che è stato appunto una vittima innocente di mafia, ma soprattutto ci sarà il contributo dei ragazzi del Gallo Sciascia che hanno preso parte al progetto e tutto il percorso didattico e che oggi restituiranno attraverso le loro parole e le loro immagini le nuove idee di legalità. È una giornata come tutte quelle all'impronta della legalità che costituiscono un momento di riflessione con le giovani generazioni. Oggi siamo alla vigilia del 21 marzo che è la giornata in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie, perché ricordiamo non solo la mafia che ha imperversato nel nostro territorio, ma tutte le mafie che hanno fatto vittime innocenti. Con i ragazzi è uno spunto di riflessione.
ma dico, soprattutto carpire dei ragazzi cosa ne pensano oggi del fenomeno mafioso, perché sappiamo bene che, dico, gli addetti ai lavori, che la mafia oggi, come si dice in gergo, ha cambiato pelle, non è più la mafia delle stragi, non è più la mafia del boss mafioso, della violenza, è una mafia diversa, è una mafia che si insinua soprattutto, ecco, nelle pubbliche amministrazioni, è una mafia che incide innanzitutto sull'indifferenza delle persone e quindi lì trova il terreno fertile. Quindi noi dobbiamo lanciare questi messaggi, perché i ragazzi non devono pensare tanto lo fanno tutti e quindi utilizziamo le scorciatoie per poi arrivare a coltivare quegli interessi illeciti. Assolutamente no, quindi dobbiamo sempre mantenere alto questo messaggio di giustizia sociale in modo particolare. E poi ecco il ricordo delle vittime, quello non può assolutamente mancare, è imprescindibile, ma ricordare, dobbiamo dire ai ragazzi, che significa continuare quello che a loro è stato impedito di fare. Quindi questi sono i messaggi che dobbiamo lanciare noi, rappresentanti istituzionali, e soprattutto ecco, questo è un momento utile, utilissimo, come tanti che si svolgono in ambito scolastico, ecco, per sviluppare le idee dei ragazzi e stimolarli, ecco, su questi principi. Leonarda Gebbia porterà oggi la sua testimonianza ai ragazzi del Gallo Ciacia che partecipano a questa iniziativa in vista della giornata di domani, dedicata proprio alle vittime della mafia. Sì, ho preferito restare sul mio territorio e portare la mia testimonianza proprio per questo motivo, perché io sono parte di Libera Memoria e voglio ricordare la memoria di mio fratello e di tutte le altre vittime innocenti della mafia proprio nella mia Agrigento. C'è sempre un po' di emozione quando parla. Sì, sono ricordi purtroppo amari che riaffiorano alla mente. E si è svolta al Teatro Pirandello di Agrigento la seconda edizione del progetto Percorsi di legalità in scena con la Polizia di Stato. Ce ne parla il collega Davide Sarto. Qual è l'obiettivo di questo progetto interessante rivolto ai giovani, Percorsi di legalità? Percorsi di legalità in scena con la Polizia di Stato. Il progetto è veramente ambizioso, è quello di portare i ragazzi nei teatri con dei loro lavori su quelle che sono delle tematiche per noi di vitale importanza, e cioè la propria crescita personale secondo quelli che sono i sensi della legalità, del rispetto della legalità, il rispetto delle persone, il rispetto della propria persona, il rispetto delle diversità, e perciò su questo i ragazzi hanno preparato dei lavori proprio esaltando quello che dovrebbe essere il rispetto delle regole, dei lavori che sono di natura diversa, lavori musicali, canto, ma anche recitazione. E questo l'hanno fatto nelle loro scuole con i loro insegnanti e anche grazie al lavoro di nostri operatori, non soltanto di questura e commissariati, ma anche delle specialità della Polizia di Stato in relazione ai vari task specialistici. Perciò è protagonista anche la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria e la Polizia Cibernetica, perché anche la sicurezza stradale, la consapevolezza di come si affronta il mondo dei trasporti, della mobilità, perciò su strade piuttosto che nelle stazioni con i treni, ma anche naturalmente quelle che sono le strade virtuali che la rete ci dà, e perciò l'uso consapevole di internet, di tutte le nuove tecnologie, è per noi importante. Abbiamo riempito il teatro con scuole non soltanto di Agrigento ma di tutta la provincia, e questo per noi è un motivo di grandissima soddisfazione. Un territorio difficile a quest'ora, come quello agrigentino.
Sì, è sicuramente un territorio difficile, ma non per quanto riguarda l'attenzione che le nostre scuole, i nostri docenti e i nostri studenti danno a quelle che sono le tematiche sulla legalità. Su questo io sono estremamente fiducioso e contento, perché ogni volta che abbiamo proposto delle idee abbiamo sempre ricevuto grandissima disponibilità che noi stessi abbiamo ridato quando in qualche modo siamo stati invece chiamati dalle scuole stesse. I ragazzi rispondono bene? Benissimo, e anche i loro docenti e i loro dirigenti. E si è svolta ieri a Palermo la cerimonia per il 209° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Penitenziaria all'Istituto Pagliarelli, il nostro servizio. Alla presenza delle autorità religiosi, civili e militari della provincia di Palermo si è svolto presso l'Istituto Pagliarelli Lorusso, nel piazzale interno dell'istituto, la cerimonia provinciale del 209° anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, che ha visto coinvolti i vari reparti della polizia, degli istituti Pagliarelli Lorusso, della CR Ucciardone Calogero di Bona, della Casa Circondariale Termini Imerese Antonio Burrafato, del Centro della Giustizia Minorile dell'UEPE di Palermo e del Nucleo Cittadino Traduzione di Palermo. Nel corso della celebrazione, che ha visto la presenza dei direttori e dei comandanti degli istituti della provincia di Palermo e dei comandanti del Nucleo Traduzione, Piantonamenti e dei capi area degli istituti coinvolti, è stata data lettura del messaggio del capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Stefano Carmine De Michele. Ogni anno la cerimonia assume un significato particolare di un corpo della Polizia di Stato che, nonostante le varie difficoltà del sistema penitenziario, opera nella società, assolvendo i propri compiti istituzionali a garanzia dell'ordine e della sicurezza nel rispetto delle leggi, con lo spirito di abnegazione e sacrificio che contraddistingue gli appartenenti al corpo. Nell'occasione sono stati schierati i vari reparti della Polizia Penitenziaria, degli istituti di pena Palermo Pagliarelli Lorusso, Calogero di Bona, Termini Imerese, del Servizio Traduzione e Piantonamenti dei detenuti. Nel corso dell'evento sono state anche consegnate da parte delle autorità presenti le ricompense al personale di Polizia Penitenziaria che si è contraddistinto nelle varie attività di servizio. È un corpo che oltre a crescere, non mollare mai, si arricchisce sempre di maggiori specializzazioni, competenze, che assolve con grande senso del dovere, con grande abnegazione e con grande competenza e professionalità, grazie al Corpo di Polizia Penitenziaria. E non solo è festa, ma io sono particolarmente orgogliosa perché da quando reggo l'istituto, ormai 5 anni, è la prima volta che si tiene qui la festa a carattere provinciale. Quindi per la prima volta potrò intervenire e ringraziare personalmente tutto il personale della Polizia Penitenziaria, che in particolare in questo anno è stato particolarmente sacrificato per far fronte a numerose proteste, una per tutte, in particolare nel periodo estivo, sacrificando la propria vita familiare per più di 12 ore al giorno e per più giorni consecutivi. Quindi veramente il mio più sentito ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria. È un anno di bilanci, un anno fatto di difficoltà operative, di problemi che attanagliano oramai tutti gli istituti della nazione. In particolare, come ben si sa, si sta registrando in questo momento storico una punta di sovraffollamento che da tanti anni oramai non avevamo riscontrato. Ma nonostante questo il corpo mantiene la propria specificità, è un corpo sano, un corpo giovane e che risponde tranquillamente alle esigenze della società. Ma ce ne sono tanti di ricordi particolari. I ricordi sono legati più che altro
ai numerosi agenti con i quali ho lavorato e che giustamente hanno raggiunto casa e che quindi diciamo negli anni, oltre a un legame professionale, ne è nato anche un legame personale. Lanci di pietre e bottiglie contro le squadre antincendio e le forze di polizia intervenute per evitare che le vampe di San Giuseppe vietate fossero accese, e si sono susseguiti diversi tafferugli nella giornata di ieri a Palermo. Tornano i disordini e le aggressioni ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine nella notte di San Giuseppe a Palermo. Atti di delinquenza per difendere il rito delle vampe che in più quartieri, nonostante il divieto assoluto da parte delle istituzioni, sarebbe stato pronto a essere messo in scena. Catasti di legna, mobili vecchi, ma anche monopattini rubati e tanto altro accatastati e pronti ad ardere se non vi fosse stato l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Sullo Zen anche un elicottero a monitorare il quartiere, e proprio allo Zen 2 una cinquantina di persone hanno aggredito i vigili del fuoco, impegnati a spegnere le fiamme. Un vero e proprio agguato con 5 vigili che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il bilancio è di 80 interventi dei pompieri, dei quali ben 40 per spegnere le vampe. Nei primi 2 mesi dell'anno i finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno intensificato i controlli contro il sommerso delle aziende. Le attività di controllo svolte hanno permesso di individuare 11 evasori totali, completamente sconosciuti al fisco, e 2 paratotali, ricostruendo ricavi sottratti a tassazione per oltre 6 milioni di euro. Tra le situazioni maggiormente rilevanti, il nucleo di polizia economico-finanziaria di Caltanissetta ha individuato 5 soggetti operanti nei settori delle costruzioni e dell'autotrasporto. Le complesse attività ispettive eseguite dai militari hanno consentito di rilevare elementi di reddito sottratti al fisco per circa 5 milioni di euro, oltre a 700.000 euro di IVA e 300.000 euro di ritenute non versate. Emblematico è stato il caso di un titolare di un'impresa edile che ha omesso ogni obbligo tributario per coprire ingenti debiti accumulati con il gioco d'azzardo. I finanzieri di Caltanissetta, nell'ambito delle attività di contrasto all'abusivismo commerciale, hanno individuato altre 3 officine meccaniche operanti in totale assenza di autorizzazioni. Le attività, completamente sconosciute al fisco, risultavano prive di partita IVA, delle licenze obbligatorie per l'esercizio delle professioni. Durante gli interventi le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro di macchinari e delle attrezzature presenti nei locali. Banconote sporche trasformate in contanti, scoperto il trucco dei caselli, 2 gli arresti effettuati dalle forze dell'ordine. I colleghi di Messina. Avevano ideato un sistema per ripulire denaro sporco proveniente da attività illecite, ma sono stati scoperti e arrestati dalla Polizia Stradale di Messina, con il supporto del personale della sottosezione di Giardini Naxos. Le banconote macchiate con inchiostro blu, secondo le procedure di sicurezza, venivano trasformate in denaro pulito, sfruttando le casse automatiche dei caselli autostradali. Il meccanismo è stato smascherato nei giorni scorsi, durante un servizio mirato lungo l'intera tratta autostradale A18 Messina-Catania. Nel corso dei controlli gli agenti hanno intercettato e fermato una Nissan Juke, con a bordo 2 uomini di 48 e 41 anni, entrambi residenti in provincia di Catania e già noti alle forze dell'ordine anche per reati analoghi. Secondo quanto accertato, i 2 avevano già effettuato numerosi passaggi ai caselli per portare avanti il loro sistema. Il metodo era tanto semplice quanto efficace. A fronte del pagamento di un pedaggio di 50 centesimi, inserivano banconote da 50 euro macchiate, ottenendo così un resto pulito di 49,50 euro per ogni transito. Dopo aver ritirato il biglietto in ingresso, uscivano al casello immediatamente successivo, utilizzando la pista automatica, così da ricevere il denaro in valuta corrente. Le indagini hanno portato al sequestro di oltre 8.000 euro in banconote da 20 e 50 euro macchiate e hanno permesso di ricostruire come i 2 effettuassero, anche nell'arco della stessa giornata,
molteplici passaggi su tratti autostradali brevissimi per massimizzare i profitti. Al termine delle procedure, i due sono stati arrestati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria con l'accusa in concorso di riciclaggio di denaro di provenienza illecita. L'auto utilizzata è stata sottoposta a sequestro. Resta ferma la presunzione di innocenza degli indagati fino ad eventuale condanna definitiva. E un autocarrico carico di souvenir destinati alla vendita è stato sequestrato nei pressi della Valle dei Templi di Agrigento al termine di un controllo mirato degli agenti della polizia locale. Il controllo è scattato nell'area attorno al perimetro del parco archeologico, dove da tempo il venditore ambulante era una presenza fissa. L'attività è risultata priva delle autorizzazioni necessarie per il commercio, contestata anche l'occupazione abusiva di suolo pubblico. Gli agenti hanno proceduto al sequestro dell'autocarro e di tutto il carico, composto da oltre 150 souvenir privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. Il venditore, che operava a posto fisso nei pressi della Valle dei Templi, è stato anche sanzionato con una multa da 1.000 euro. L'ANAS ha avviato le operazioni di demolizione del viadotto Maddalusa, sito lungo la strada statale 640 tra Agrigento e Porto Empedocle, segnando così un passaggio fondamentale nell'ambito dell'intervento di riqualificazione dell'infrastruttura. Nostra intervista a Claudio Lombardo di Mariamico, che aveva segnalato il caso già nel lontano 2018 e servizio. L'ANAS ha avviato le operazioni di demolizione del viadotto Maddalusa, sito lungo la strada statale 640 tra Agrigento e Porto Empedocle, segnando un passaggio fondamentale nell'ambito dell'intervento di riqualificazione dell'infrastruttura. L'impresa incaricata, dotata di specifici avanzi mezzi demolitori, ha iniziato le attività secondo quanto previsto dal piano operativo. Le lavorazioni procedono regolarmente e risultano pienamente in linea con il cronoprogramma stabilito. Non sono state riscontrate criticità nelle prime fasi dell'intervento. La demolizione del viadotto, a detta dell'ANAS, è stata pianificata in modo da garantire la massima sicurezza degli operatori. L'intervento complessivo prevede la completa sostituzione dell'attuale imbalcato con una nuova struttura in acciaio progettata per migliorare le prestazioni statiche e la durabilità dell'opera, garantendo standard elevati in termini di sicurezza. La demolizione, afferma l'ANAS, rappresenta il primo passo concreto verso la realizzazione del nuovo viadotto, un'opera strategica per la viabilità locale e per il collegamento dell'area. Nei prossimi giorni le attività proseguiranno con le altre fasi di smantellamento. Successivamente verranno avviate le operazioni di ricostruzione del viadotto Maddalusa. Intanto sentiamo Claudio Lombardo, responsabile di Mariamico Agrigento, che aveva già segnalato il caso sin da lontano 2018. Claudio Lombardo di Mariamico, ecco, oggi l'ANAS comunica che sta abbattendo il viadotto del ponte Maddalusa, una cosa da voi evidenziata tantissimi anni fa. Sì, nel 2018 abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Agrigento e al prefetto di Agrigento, dicendo che questo viadotto, secondo noi, rischiava di crollare perché era assolutamente instabile. L'ANAS subito dopo lo chiuse, ma nel frattempo sono passati 8 anni di tempo, diversi cantieri sono stati iniziati ma poi mai finiti, e ieri mattina l'ANAS stessa sta provvedendo alla distruzione di questo cantiere. Abbiamo perso alla fine tantissimo tempo e tantissimi soldi per arrivare al risultato che noi auspicavamo 8 anni fa. La fase 2 qual è? Loro dicono, l'ANAS dice che costruiranno un ponte molto più leggero in ferro e non in calcestruzzo, e che sarà pronto per quest'estate. Speriamo bene, incrociamo le dita. Ma lì c'è anche un problema strutturale alla base di una collina che tende a franare, no? Anche questo è il problema.
questo è un problema di tutta quella zona. È probabile che fra qualche anno tutta questa strada dal tunnel in poi verrà chiusa, perché l'erosione sta andando avanti. Hanno costruito delle barriere a difesa dello zoccolo di questa collina dal lato mare, ma il problema lì più importante è quello del dissesto idrogeologico. Non sono mai state canalizzate le acque e quindi questa strada verrà aggredita dal mare e da terra. Perché lì c'è anche un problema di ferrovia, mi pare che anche la ferrovia ci passa e ci sono anche delle case proprio sul ciglio della strada, della montagna, insomma. La ferrovia è molto più a monte, le case sono molto vicine, alcune proprio sono a rischio crollo. Lì bisogna velocizzare un po' tutto, i soldi ci sono stati stanziati nel tempo dall'ex presidente Musumeci, ma ancora siamo ben lungi da risolvere il problema. Approfitto per le dune di San Leone, anche lì mentre i medici si consultano il malato muore. Sì, questa è una frase che abbiamo noi utilizzato. Anche lì una brutta storia, ci sono tantissimi soldi per l'Icata e per le Viale delle Dune, circa 50 milioni di euro trovate dall'assessore Savarino e dal Ministero dell'Ambiente. Il problema lì è che si debbono fare propedeuticamente degli studi delle correnti e quindi che impiegheremo almeno 2 stagioni, però non possiamo aspettare tutto questo tempo. Infatti abbiamo sollecitato l'assessorato e tutti gli organi competenti a iniziare a mettere delle pietre ciclopiche a difesa delle dune e mentre nel frattempo loro effettuano gli studi propedeutici alla costruzione di barriere soffolte, perché in questo momento se dovesse arrivare un'altra mareggiata o di Libeccio o di Scirocco non troverebbe nessuna opposizione, perché la sabbia non pone nessuna opposizione all'erosione. E l'ex sindaco di Campobello di Licata, Michele Termini, interviene oggi con una sua nota stampa chiedendo l'immediato ritiro dei conguagli sui consumi stimati da parte dell'AICA di servizio. L'ex sindaco di Campobello di Licata, Michele Termini, interviene oggi con una sua nota stampa chiedendo l'immediato ritiro dei conguagli sui consumi stimati di AICA, in quanto non corrispondono al consumo dell'anno indicato nelle bollette stesse e come imposto dalla determinazione ARERA 218-2016. Ne deriva un sistema di conteggi che addebita agli utenti consumi superiori con scaglioni tariffari più alti. Si chiede, continua l'ex sindaco Michele Termini, un intervento urgente dell'ATI e dell'ARERA affinché venga verificata la legittimità delle modalità di rilevazione dei consumi e dei criteri di calcolo applicati. A questo punto è lecito domandarsi: si tratta di gravi errori o di malafede? In entrambi i casi il dolo appare evidente. Un esempio concreto: una famiglia che ha un consumo annuo di 78 metri cubi di acqua indicato nella bolletta si ritrova un consumo stimato di 110 metri cubi in soli 8 mesi. È evidente l'assurdità di tali dati. Questo meccanismo porta le famiglie a essere collocate nelle fasce più alte del consumo, con l'eccedenza tariffata a prezzi esorbitanti, come se si trattasse di un bene di lusso. C'è da verificare, continua Michele Termini, anche il numero dei tentativi di lettura riportati in bolletta, poiché, secondo l'articolo 7.5 della deliberazione ARERA 216 del 2016, il tentativo non è andato a buon fine, deve essere comunicato all'utente, altrimenti il mancato raggiungimento di 2 tentativi di lettura darebbe luogo a un indennizzo automatico all'utente di 30 euro. Una situazione inaccettabile, conclude l'ex sindaco di Campobello di Licata Termini, che unitamente al mancato accredito del bonus idrico e per il mancato rimborso del deposito cauzionale per le 30.000 utenze, circa 90.000 persone, sta mettendo in difficoltà gli utenti, in particolare quelli più fragili, e per questo si chiede un intervento immediato, in particolare dell'ATI idrico Agrigento 9, ente deputato al controllo di AICA. Linea alla regia per la pubblicità.
Il comune di Agrigento, accreditato per accogliere gli operatori volontari da impiegare per 12 mesi nei progetti di servizio civile universale. Il bando è stato pubblicato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze vanno effettuate online attraverso la piattaforma dedicata. È fissato per il prossimo 8 aprile. A comunicarlo è stato l'assessore al comune di Agrigento Marco Vullo, che afferma si tratta di un'importante novità per il comune di Agrigento, infatti la prima volta che apre le porte alle attività legate al servizio civile. Complessivamente saranno 18 i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni a poter fare questa formativa esperienza che li vedrà coinvolti e protagonisti nei progetti che sono stati approvati. Riceveranno, afferma Vullo, un'indennità mensile di circa 520 euro, senza sottovalutare il fatto, conclude Vullo, che coloro i quali verranno selezionati acquisiranno una condizione di privilegio rispetto a eventuali partecipazioni ai concorsi pubblici. I dettagli si trovano sul sito del Comune. Per la prossima candidatura a sindaco di Agrigento ci perviene oggi una nota del presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendola, che afferma: sono lusingato delle proposte ricevute da più settori della società civile e da diversi schieramenti politici per una mia candidatura a sindaco di Agrigento per il prossimo mandato 2026-2031. Tuttavia, come ho già avuto modo di spiegare ai proponenti, non sono disponibile alla candidatura in quanto da tanti anni ho scelto una strada diversa, quella di rappresentante della categoria degli architetti, un ruolo che nel tempo ho svolto a livello locale, regionale e nazionale e ritengo incompatibile con quello di sindaco. Con queste parole il presidente dell'Ordine di Architetto, dopo la comparsa sul noto network locale del suo nome tra i probabili candidati a sindaco di Agrigento, conferma di aver ricevuto diverse proposte, ringraziare i proponenti per la fiducia allo stesso risposta, ma di non aver ribadito la sua disponibilità a ogni eventuale candidatura. Auguro ai candidati, conclude Lamendola, una campagna e una competizione elettorale serena finalizzata alla scelta del miglior sindaco per la città dei tempi per il prossimo quinquennio. Affidamenti, gestione economica e trasparenza sono questi i nodi al centro dell'iniziativa del candidato a sindaco dell'area progressista Michele Sodano, che ha sollecitato un intervento parlamentare urgente sulla gestione delle attività alla Valle dei Templi. Sodano ha interpellato l'onorevole Ismaele Lavardera, presidente di Controcorrente, chiedendo di fare piena luce sulle criticità emerse in merito alle mostre temporanee, all'aumento del costo dei biglietti e ai rapporti tra il parco concessionario e soggetti privati. A seguito della richiesta, l'onorevole Lavardera ha presentato un'interrogazione all'Assemblea regionale siciliana per verificare la correttezza delle procedure e dei rapporti economici connessi al progetto. Nel dettaglio, l'atto ispettivo punta a chiarire le procedure di selezione dei soggetti privati, il ruolo di Coop Culture nella gestione dello sbigliettamento e degli introiti, la durata e le modalità di affidamento delle concessioni e la congruità economica finanziaria dell'intero progetto. L'interrogazione affronta inoltre anche il tema della governance del parco, con riferimento alla permanenza nell'incarico dell'attuale direttore, oltre la scadenza originariamente prevista, e alla necessità di chiarire i presupposti giuridici e amministrativi di tale proroga. Favara rinnova la sua devozione e il legame con la tradizione in occasione delle celebrazioni dedicate a San Giuseppe, patriarca della città. Nella serata di ieri Piazza Cavour si è trasformata in un grande spazio di condivisione e di fede, accogliendo oltre 2000 persone per le tradizionali tavolate. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. Favara rinnova la sua devozione e il legame con la tradizione in occasione delle celebrazioni dedicate a San Giuseppe.
Nella serata di ieri Piazza Cavour si è trasformata in un grande spazio di condivisione e fede, accogliendo oltre 2000 persone per le tradizionali tavolate. La giornata si era aperta con le funzioni religiose rivolte alle scuole, mentre in serata l'intera comunità si è raccolta per la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arciprete Don Nino Gulli alla presenza del sindaco e delle massime autorità cittadine. Un momento di forte spiritualità che ha preceduto la festa popolare nel cuore della città. A seguire una processione con cavalli bardati, banda musicale e gruppo folk. Protagonista assoluta è stata la grande degustazione collettiva organizzata grazie alla collaborazione degli istituti comprensivi Falcone e Borsellino, Brangati, Camilleri, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi, la Proloco, l'Aido, il Lions Club Valle dei Templi. Fondamentale il contributo dell'Istituto Ambrosini King, che ha preparato il piatto simbolo della ricorrenza, ovvero la minestra di San Giuseppe, cucinata in ben 10 callaruna, le tradizionali pentole di grandi dimensioni, dove viene cotta la pasta composta da tante varietà con legumi e verdure. Le tavolate riccamente decorate con immagini del Santo e della Sacra Famiglia hanno ospitato una grande varietà di pietanze timiche. I panificatori locali hanno realizzato i caratteristici pani votivi, tra cui il bastone del Santo Falegname e altre forme simboliche, mentre le famiglie degli alunni hanno contribuito con frittate e dolci della tradizione. L'evento, promosso dal Comitato San Giuseppe, ha rappresentato ancora una volta un momento di forte coesione sociale, capace di unire istituzioni, scuole e cittadini nel segno della condivisione e della solidarietà. Una significativa iniziativa dedicata a San Giuseppe dal titolo Il pane della condivisione nella tradizione si è svolta presso il plesso dei Cosmi dell'Istituto Rita Levi Montalcini, che ha permesso di vivere un momento educativo e culturale di grande valore. Durante l'evento gli alunni hanno avuto l'opportunità di riscoprire valori autentici e le antiche tradizioni del nostro territorio, legate a una delle feste più sentite della cultura popolare. All'evento hanno preso parte il dirigente scolastico Luigi Costanza, il parroco Don Salvatore Casà, che hanno sottolineato l'importanza di mantenere vive le tradizioni e di trasmettere alle nuove generazioni i valori di condivisione e solidarietà. Presentato al Palacongressi di Agrigento il 63esimo convegno di studi pirandelliani. Le interviste. Si lavora già al prossimo convegno di studi pirandelliani, l'argomento è il volume 1, nessuno e 100.000 di Luigi Pirandello. Sì, oggi iniziamo le giornate pirandelliane che sono il preludio ai convegni, proprio perché il nostro convegno ha la caratteristica di portare a contatto con i professori giovani preparati. Infatti qui si darà l'input stamattina per i loro lavori di tesine e di cortometraggi. Siamo molto felici del successo che la giornata ad Agrigento sta per avere, infatti sono presenti tante scuole della provincia di Agrigento, la Menfi, la provincia Favara e quindi questo ci inorgoglisce, ci dà la speranza di poter ritornare, se le strutture alberghiere saranno in grado di accogliere 300 partecipanti qui ad Agrigento. Stiamo lavorando per questo, un grazie particolare, permettetemi di rivolgerlo al parco e quindi nella persona del dottore Sciarratta che ci ospita stamattina in questo luogo particolarmente suggestivo e significativo per i ragazzi e per la città e per tutti noi. Sì, Uno, nessuno e 100.000 compie 100 anni come romanzo, però diciamo per Pirandello è sempre stato una sorta di magazzino da cui prendere idee e personaggi, perché già da 15 anni prima, si può dire, era lì che Pirandello ci lavorava e poi finalmente lo ha pubblicato, ma la pubblicazione è solo il momento ultimo di un processo, come diceva lui, fin dagli anni 10 del Novecento, era il romanzo amarissimo della scomposizione della vita, così lo chiamava. E questa
scomposizione dell'io in tante parti, in tanti io multipli, insomma oggi è più che mai attuale. Basti pensare a come nella realtà virtuale, ecco, basti pensare agli avatar, basti pensare alle identità che si assumono più o meno corrispondenti nell'orizzonte contemporaneo. Quindi Pirandello in questo ha avvertito i segni di ciò che stava per accadere, già allora, quasi 100 anni fa. Che risposta vi aspettate dagli studenti che prenderanno parte al convegno? Ma gli studenti sanno che il tema proposto ogni anno per il convegno di dicembre è preparato, le riflessioni compaiono già nei primi mesi dell'anno, proprio perché nelle scuole gli insegnanti possono guidare i loro studenti ad approfondire i temi, e nel convegno il risultato molto bello è che gli studenti con i loro mezzi specifici, che oggi sono soprattutto quelli audiovisivi e digitali, riescono a rendere l'argomento proposto in modo davvero innovativo e originale. Nino Lauretta, si conosce un po' tutto, si conosce la data, si conosce l'argomento che affronterete nel corso del convegno Studi Pirandelliani, ma dove si svolgerà quest'anno? Intanto stamattina respiriamo nuovamente l'aria del Palacongressi, per la concessione del quale ringraziamo il direttore del parco, l'architetto Sciarratta, dove si svolge. Noi stiamo lavorando già da tempo per poterlo riportare ad Agrigento, siamo fiduciosi che ciò avvenga. Purtroppo abbiamo trovato delle resistenze con alcune strutture alberghiere che non hanno capito l'importanza e soprattutto la consistenza dell'affare economico che ciò comporterebbe ospitando i convegnisti. Si tratta di quasi 400 convegnisti per 4 o 5 notti. Un affare che va stimato almeno da 80.000 euro, al quale praticamente stanno rinunciando. Mi spiace che ci siano anche hotel che non hanno dei proprietari privati ma pubblici, quindi noi stiamo continuando a lavorare e confidiamo di poter trovare una sede opportuna per ospitare i convegnisti sul luogo. Parla da sé, si tratta di un ritorno a casa, per cui per noi è importante, è quello per il quale abbiamo lavorato insieme al Parco Archeologico e al direttore architetto Roberto Sciarratta. Parlerete con la nuova amministrazione prossimamente? Sicuramente, il sindaco e l'amministrazione comunale sono sempre stati i nostri interlocutori. Per la prima volta nella storia sessantennale del Centro Nazionale Studi Pirandelliani questo rapporto si è interrotto causa la dabbenaggine del sindaco, che ci ha ignorati e come capitale agrigento della cultura e personalmente dopo innumerevoli promesse alle innumerevoli promesse non ha dato poi seguito con atti formali, quindi di fatto non ci ha voluti, è lui uno dei responsabili principali per il fatto che non siamo potuti ritornare. Torna nel cuore della Quaresima una delle più antiche e sentite manifestazioni della tradizione religiosa e popolare siciliana, la Passio Christi, la sacra rappresentazione del mortorio che si terrà a Ioppolo Giancazio il 28 marzo di quest'anno, vigilia della Domenica delle Palme e Servizio. Torna nel cuore della Quaresima una delle più antiche e sentite manifestazioni della tradizione religiosa e popolare siciliana, la Passio Christi, la sacra rappresentazione del martorio che si terrà a Ioppolo Giancazio il 28 marzo, vigilia della Domenica delle Palme. Radicata profondamente nella memoria collettiva della comunità ioppolese, la sacra rappresentazione trae ispirazione dai testi dell'Orioles, prezioso patrimonio letterario e spirituale che ci ha lasciato il cavaliere Filippo d'Orioles, poeta e drammaturgo siciliano, ed è stata nei decenni riattualizzata e reinterpretata con l'inserimento di adattamenti del choros, dei lamentatori, dei portatori del Corpo Santo e dei cantores, che eseguono in polifonia testi antichi della tradizionale
Adattamenti questi che conferiscono al martorio di Joppolo un tono corale, intenso, emozionante e coinvolgente. Questo evento non è soltanto una drammatizzazione della passione di Cristo, ma rappresenta per la comunità joppolese un forte momento identitario in cui fede, arte e tradizione si fondono in un rito collettivo partecipato dai cittadini, attori locali e gruppi amanti delle tradizioni dei paesi vicini. La scena della flagellazione, della condanna della Via Crucis fino alla crocifissione, della scinnenza, della cunutta, fino al sepolcro si strodano tra le vie del paese, trasformato in un palcoscenico a cielo aperto, arricchite da musiche, canti, costumi che evocano l'atmosfera sacra e popolare delle origini. È un appuntamento di intensa spiritualità, ma anche un evento culturale di alto valore antropologico che rinnova il legame tra il passato e il presente, tra il popolo e la propria memoria. Una tradizione che si rinnova per rimanere viva, adattandosi ai tempi, ma allo stesso tempo una tradizione che viene evocata per connettere il presente al passato. Tutto questo oggi è ancora possibile grazie all'impegno di tante persone e di varie associazioni che danno il proprio contributo alla realizzazione di questo evento. A ciascuno di loro va sincero ringraziamento della Proioco di Joppolo Giancaxio, in particolare vogliamo ringraziare l'Associazione La Fenice, l'Associazione Calliope, il gruppo dei lamentatori di Giardina Gallotti, quello di Calamonici, il Corum Querentes Popule Meus di Bivona, il coro polifonico Magnificat di Agrigento. Appuntamento per vivere insieme la Passio Christi il prossimo sabato 28 marzo a Joppolo Giancaxio in provincia di Agrigento dalle ore 19 in poi. E la sezione arbitri di Agrigento celebra un momento storico. Domenica prossima l'arbitro agrigentina Flaminia Di Gregorio, che state vedendo nella foto, farà il suo esordio nel campionato di eccellenza dirigendo la gara tra San Vito Lo Capo e Cus Palermo. Si tratta di un traguardo senza precedenti per la sezione agrigentina. Per la prima volta infatti una donna è stata designata alla direzione di una gara del massimo campionato dilettantistico regionale. A Flaminia Di Gregorio giungono le congratulazioni del presidente della sezione Gero Drago, del vicepresidente Costanza e Perrone, dell'intero consiglio direttivo di cui la stessa arbitro fa parte e di tutti gli associati della sezione arbitri di Agrigento. Siamo certi che questo importante traguardo rappresenti solo una tappa di un percorso ricco di soddisfazioni, sia per Flaminia sia per tutta la nostra sezione. L'esordio in eccellenza segna un passo significativo non solo per la crescita sportiva dell'arbitro agrigentina, ma anche per la valorizzazione del ruolo femminile nel mondo arbitrale. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.